A Lavagna la Commissione ha varato il piano triennale delle opere pubbliche e il bilancio di previsione 2019-2021. Tra gli interventi la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici. Tempo di bilanci previsionali anche per gli altri comuni del Tigullio. Seduta a Fiume questo pomeriggio a Rapallo, trasmessa in diretta TV su Telepace 2 al canale 85. Mercoledì prossimo sarà la volta di Sestri Levante. Serve una assunzione di responsabilità e l'impegno ad affrontare con coraggio le ferite inferte alle vittime. Alcuni dei temi affrontati nella prima giornata dell'incontro in Vaticano sulla protezione dei minori. Presentato il progetto del centro civico di aggregazione di Arquata del Tronto, l'opera finanziata con la raccolta fondi pro terremotati coordinata nel Tigullio dall'associazione Verità per Giulio Reggeni. Al via a Chiavari eventi umani, prima rassegna di teatro contemporaneo, 4 spettacoli teatrali, una mostra e la proiezione di un'inchiesta giornalistica. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. In attesa del pronunciamento della Corte dei Conti sul ricorso contro la bocciatura del piano di riequilibrio, la Commissione alla guida del Comune di Lavagna ha varato il bilancio previsionale e il piano triennale delle opere pubbliche. Lo spazio finanziario di manovra è molto limitato. Particolare attenzione però è stata riservata alla messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici. Vediamo. Chiude con un pareggio ad oltre 26.800.000 euro il bilancio di previsione 2019 del Comune di Lavagna. Il documento è stato approvato dalla Commissione prefettizia alla guida dell'amministrazione lavagnese ormai ancora per pochi mesi, ma che in questi anni alla guida di Palazzo Franzoni ha affrontato il tema del riequilibrio finanziario dell'ente di pari passo con quello legato alle infiltrazioni mafiose nella macchina comunale. Un libro a cui manca ancora un capitolo, sicuramente quello decisivo, ovvero la decisione della Corte dei Conti sul piano di rientro presentato dai commissari e inizialmente bocciato dal Tribunale Contabile. Il ricorso sarà discusso nell'udienza del prossimo 27 febbraio. Intanto però, atto amministrativo necessario, ha preso forma il bilancio di previsione triennale 2019-2021 che basa la quasi totalità delle sue entrate sulla tassazione ancora ai massimi. Quasi 9 milioni in ingresso grazie all'IMO, 1,2 dall'IRPEF, oltre 3 milioni dalla Tares e dalla Tari, le imposte sui rifiuti. Impossibile poter contare su prestiti e anticipazioni di cassa. Con il totale complessivo delle entrate, il Comune ha una possibilità di spesa piuttosto limitata e vincolata. Quasi 22 milioni sono così destinati alle spese correnti e quelle in conto capitale. Approvato anche il programma triennale dei lavori pubblici che nei 3 anni previsti dal piano mette a disposizione 14 milioni e 435 mila euro. Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge. Scuole e difesa del suolo sono le 2 voci per le quali saranno a disposizione le risorse maggiori. Nel 2019 600.000 euro sono stati destinati ad interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo per l'edificio che ospita la scuola Dognocchi e la scuola materna di Via Colombo. Sarà anche messa in regola con la normativa antincendio la scuola Vera Vassalle. Con quasi 3 milioni di euro sarà mitigato il rischio idraulico del Rio Rezza, con 900.000 euro quello del torrente Barassi, con la messa in sicurezza del centro abitato di Cavi Borgo. Partirà inoltre il primo stralcio dei lavori per il ripristino dell'argine del fiume Entella, intervento questo da 570.000 euro, e con 700.000 euro a disposizione sarà ripristinato il litorale danneggiato dalla mareggiata. Infine, quasi 150.000 euro verranno messi a disposizione per la nuova viabilità all'uscita del casello autostradale di Lavagna. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria su via Moggia. I lavori dovrebbero partire a breve, si sta attendendo proprio in questi giorni il via libera al progetto definitivo da parte di Società Autostrade. E per la politica amministrativa anche in questi giorni anche altre amministrazioni comunali del Tigullio sono chiamate a votare i bilanci previsionali e il piano triennale delle opere pubbliche. Se ne è discusso questo pomeriggio in Consiglio Comunale a Rapallo. La seduta è iniziata alle 14:30 e ha visto diversi interventi del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali. I lavori del Consiglio sono stati trasmessi in diretta TV su Telepace 2 al canale 85. Domani avremo un servizio più approfondito sull'esito della discussione. Telepace però trasmetterà per tutto il 2019 le sedute del Consiglio Comunale di Rapallo. Si riunisce intanto anche prossima settimana il Consiglio Comunale di Sestri Levante, lo farà mercoledì prossimo a partire dalle 17.
I lavori pubblici, Piazza Roma e Corso Dante a Chiavari stanno per rifarsi il look. Sta per prendere avvio infatti la riqualificazione della pavimentazione lato nord e la manutenzione straordinaria dei sottoportici lato levante. Nello specifico verrà utilizzata l'arenaria per il tratto conclusivo di Corso Dante, estendendo l'intervento anche all'isola pedonale di via Vittorio Veneto. Invece, per aumentare la superficie pedonale in Piazza Roma lato Monte, verrà ampliata la parte pavimentata inserendo blocchi di porfido a coda di pavone in continuità con quelli esistenti. I lavori, del costo di 224.000 euro, saranno eseguiti dalla Edilge Costruzioni con sede a Genova. E proseguono i lavori di potatura del verde pubblico nel territorio comunale di Cogorno. Le opere affidate alla ditta Fenelli di Rapallo prevedono una spesa di 44.664 euro. Sono stati oggetto di intervento gli alberi ad alto fusto situati in diverse aree verdi del territorio di Fondovalle. Anche la Fondazione Rocca, proprietaria del parco omonimo adiacente alla scuola materna, oggi ha dato il via ai lavori per la potatura degli alberi ad alto fusto. Questo spazio verde è aperto grazie alla convenzione stipulata tra il Comune e la Fondazione. Il sindaco Enrica Sommariva invita a segnalare all'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente ogni possibile criticità, in particolare legata alla processionaria molto diffusa in questo periodo in tutto il territorio del Tigullio. Voltiamo pagina. Si è aperta con la preghiera e l'ascolto della testimonianza di una vittima di abusi la seconda giornata dell'incontro voluto da Papa Francesco in Vaticano sul tema la protezione dei minori nella Chiesa. Telepace prosegue la trasmissione in diretta delle relazioni, lo farà anche domani. Nel servizio vediamo il riassunto dei temi affrontati nella prima giornata. La prima giornata dell'incontro in Vaticano sulla protezione dei minori nella Chiesa è stata aperta dalla relazione del cardinale Luis Antonio Tagle. In questo momento di crisi, originato dall'abuso dei bambini e dalla nostra cattiva gestione di questo crimine, ha detto il porporato, la strada per portare guarigione è quella prima di tutto di avvicinarsi alle ferite della gente, senza avere paura di essere feriti, riconoscendo i peccati per poter dare una testimonianza autentica, secondo una prospettiva di fede ed ecclesiale, affinché la Chiesa sia capace di procedere in una missione di riconciliazione con il mondo ferito. Nella seconda parte della sua relazione, l'arcivescovo di Manila ha affrontato il tema della giustizia e del perdono perché, ha detto il porporato, la giustizia è necessaria ma da sola non basta a guarire il cuore dell'uomo. Occorre dunque prendere sul serio la ferita di risentimento e di dolore e la necessità di guarigione. Un secondo aspetto approfondito nei lavori in Vaticano è stato quello dell'assunzione di responsabilità. Lo ha affrontato Monsignor Charles Scicluna, arcivescovo di Malta, segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede e membro del comitato organizzativo dell'incontro in Vaticano. Nella sua relazione il pastore ha affrontato i molti elementi che diedero origine alla crisi per poter diagnosticare le cause, come indicato da Papa Benedetto XVI nella lettera ai cattolici di Irlanda. Monsignor Scicluna ha invitato ad agire con urgenza per affrontare questi fattori che hanno avuto conseguenze tragiche per le vite delle vittime e delle loro famiglie e hanno oscurato la luce del Vangelo, ha detto, a un punto tale a cui non erano giunti neppure secoli di persecuzione. Ha ripreso invece la lettera di Papa Francesco al popolo di Dio il cardinale Rubén Salazar Gómez, arcivescovo di Bogotà, che ha affrontato il tema della responsabilità dei vescovi, partendo però dalla radice della crisi, individuata dal porporato in un travisamento del significato del ministero, a fronte del quale è necessario un cambiamento profondo di mentalità. Di qui l'invito alla stesura di un codice di condotta che sostenga i vescovi nel loro compito, nella consapevolezza del fatto che ciascun pastore non è mai solo, ma deve essere sostenuto dai confratelli nel ministero, specie nel delicato compito della conoscenza, dell'accompagnamento e della santificazione del proprio clero. Con la cronaca andiamo a Genova. Due donne, madre e figlia di 44 e 24 anni, sono state arrestate dalla polizia per il reato di sfruttamento della prostituzione in concorso. Le donne, entrambe con doppia cittadinanza italiana e russa, gestivano all'interno di un appartamento della zona del quartiere di San Fruttuoso un giro di prostitute provenienti per lo più dall'est Europa. L'operazione, denominata Quantum, condotta dalla squadra investigativa del commissariato di San Fruttuoso e coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, è nata da un intervento
di una pattuglia la sera del 19 settembre scorso in corso Buenos Aires per una lite tra due donne. Nel corso delle indagini successive è stato possibile accertare la responsabilità di madre e figlia nella gestione della prostituzione di donne, per lo più straniere, che illuse dalla prospettiva di lavori saltuari venivano irretite e terrorizzate, acconsentendo a cedere la maggior quota della loro attività e instaurando un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. All'alba di ieri i poliziotti hanno eseguito la perquisizione nell'appartamento di corso Buenos Aires di proprietà di un italiano non indagato, ponendolo sotto sequestro. All'interno era presente una giovane che ha riferito di essere arrivata in Italia da pochi giorni e con l'offerta di un'ospitalità e di una prospettiva di lavoro era di fatto segregata e costretta a prostituirsi. Sono state inoltre sequestrate 30 borse griffate per un valore di decine di migliaia di euro, computer, telefoni e orologi di valore e gioielli, tutti beni acquistati grazie ai proventi ricavati con l'illecita attività. Poste sotto sequestro anche le due autovetture intestate rispettivamente alla madre e alla figlia, il cui tenore di vita andava ben oltre le loro possibilità, non svolgendo di fatto alcuna attività lavorativa. E per venire incontro alle esigenze delle aziende del territorio, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico emani la circolare con criteri e modalità riguardanti la zona franca urbana a Genova, questa mattina il commissario delegato per l'emergenza Giovanni Toti ha firmato i decreti per prorogare i termini per la presentazione delle domande di risarcimento a sostegno di imprese e lavoratori che hanno subito una riduzione del fatturato a seguito del crollo del ponte Morandi, al fine di consentire alle aziende di utilizzare il miglior strumento risarcitorio. Nel frattempo è stato deciso che entro marzo partiranno i primi risarcimenti per le imprese della zona rossa-arancione che hanno già presentato correttamente la domanda alla Camera di Commercio di Genova. Notizia che abbiamo potuto leggere sul sito di ANSA Liguria. Torniamo nel Tigullio, si concretizza l'impegno del territorio a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo. Partita nel 2016 su impulso dell'Associazione Verità per Giulio Regeni, la raccolta di fondi portata avanti con numerose attività e iniziative diventerà adesso un centro di aggregazione giovanile per Arquata del Tronto, la cui realizzazione partirà a breve. Vediamo. Nato da un'idea dell'Associazione Verità per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, ha preso finalmente forma il centro civico di aggregazione socioculturale di Arquata del Tronto. La realtà tigullina negli scorsi anni ha chiamato a raccolta e coordinato tutte le diverse associazioni e amministrazioni del territorio che si sono spese per portare avanti una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto del 2016. Oggi questo progetto può partire. Curato dallo studio Baucook di Milano, il centro civico sorgerà nella frazione di Trisungo, avrà una superficie utile di 100 metri quadrati e ospiterà una sala polivalente, uno spazio per i laboratori e una piccola cucina. Importanti funzioni di protezione civile, nel senso che è struttura antisismica e che ha notevoli caratteristiche proprio di possibilità di essere utilizzato per la protezione civile. Peraltro sarà invece un centro di aggregazione in cui potranno andare persone del territorio, in particolare di questa frazione Trisungo in cui verrà realizzata, e che consentirà, questo è l'obiettivo principale, di fare in modo che la popolazione di Arquata, così pesantemente colpita dal terremoto, rimanga sul proprio territorio. Una raccolta partita negli scorsi anni, oggi finalmente possono partire i bonifici. Sì, oggi finalmente possono partire i bonifici. Il Comune di Arquata, dopo tutta una serie di difficoltà che ci sono state, ci ha chiesto di donargli la progettazione che abbiamo realizzato con quei soldi raccolti e poi di consegnare i fondi residui. Si è peraltro impegnato il Comune di Arquata ad integrare con fondi proprio per fare in modo che questa struttura sia pienamente fruibile e, come dire, strategicamente importante. Dal Tigullio quanto arriverà? Dal Tigullio arriverà a 150.000 euro, ripeto, in parte già spesi per la progettazione. Andiamo sul nostro sito deleradiopace.com per una notizia di servizio. Inizieranno domani i lavori sulla linea ferroviaria fra Sestri Levante e La Spezia. Oggi si direbbe un che intervento consistente che riguarderà il rinnovo dei binari. Il cantiere resterà operativo fino al 15 di aprile per consentire i lavori. In alcune notti, in questo periodo di tempo, alcuni treni verranno cancellati e sostituiti con autobus fra Levanto e Sestri Levante. L'orario di partenza e arrivo dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.
E primo passo per il miglioramento delle condizioni della provinciale 523 di Cintocroci, recentemente passata sotto la gestione diretta di ANAS. A breve, nel tratto subito dopo l'abitato di Torza di Maissana, in località Cella, verrà chiuso il ponte che attraversa il torrente Torza, ora limitato a pesi non superiori alle 20 tonnellate, e sostituito con una nuova struttura più lunga rispetto all'attuale. Nel frattempo, per procedere alla realizzazione, sarà posizionato un ponte Bailey. Ieri, per fare il punto della situazione, si è svolto un sopralluogo con i funzionari di ANAS. A Chiavari, in molti punti della rete idrica sono state riscontrate commistioni fra la rete nera e quella bianca dovute a guasti o a perdite. Per questo sono stati programmati diversi interventi di bonifica e risanamento. Inoltre l'amministrazione comunale ha chiesto finanziamenti per la progettazione e la realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Gagliardo e in via dei Lertora. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari di ATO e di Iren Acqua Tiguglio, che hanno constatato l'urgenza e la necessità dei lavori proposti. È stato autorizzato un investimento per oltre 100.000 euro per liberare i condotti delle acque bianche dalla presenza di tubi dell'acqua potabile. Gli interventi saranno eseguiti con costi interamente a carico di Iren e confinanziati da ATO. Riguarderanno le zone di via Demagno Chiesa, via Bado Gianotto, via Ogolini, via Piacenza, piazza Roma, via Nino Bixio e Corso Dante. E disagi proprio per questo in vista lunedì prossimo per i residenti di Corso Lavagna, via Orsi e via Gastaldi a Chiavari, per permettere lo spostamento di un tubo dell'acquedotto ritrovato all'interno del canale sotterraneo di Corso Lavagna in via di rifacimento. Nel pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30 verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile. Voltiamo pagina. Si è spento Bruno Luciani, decano dei volontari di Telepace, operatore di ripresa della messa quotidiana per tantissimi anni. Bruno è stato un maestro, un amico fedele della TV e un esempio di dedizione e fedeltà al servizio di volontariato. Lascia i figli Mauro e Anna e i nipoti, a cui vanno le condoglianze da parte di Telepace. Il rosario è stato recitato questa sera nella chiesa di Maria Madre Lavagna, dove domani alle 15 sarà celebrato il funerale. Vediamo un nostro ricordo. Oggi si direbbe che Bruno Luciani è stato un artista a tutto tondo, perché la passione per la musica, la fotografia, la pittura ed il teatro in lui erano una cosa sola e hanno lasciato il segno in quelli che lo hanno incontrato e gli hanno voluto bene. Nato alla Spezia il 12 dicembre del 1923, Bruno ha fatto dell'estero un lavoro, inizialmente come fotografo nell'immediato dopoguerra e poi come rappresentante per la ditta del padre, apprezzato pasticcere. Ma al di là della professione, la sua passione per l'arte, declinata secondo varie forme, non l'ho mai abbandonato. Oltre alla fotografia, la pittura, coltivata fin da ragazzo e fino alla scorsa estate, quasi 95enne. E la musica poi, l'opera innanzitutto, e il teatro, come attore nelle compagnie teatrali amatoriali della zona, con il padre prima e poi in parrocchia, sia in italiano che in genovese, con la partecipazione alle rassegne estive dell'associazione Castello de Ciavai. Fedele compagno di vita della moglie Adriana Susini, che lo ha preceduto in cielo nel 2011, Bruno ha avuto la gioia di veder nascere 2 figli, Mauro e Anna, e 3 nipoti, Federico, Alessio e Benedetta. La passione per la musica ed il teatro ha contagiato anche i suoi cari. Per Telepace Bruno Luciani è stato un amico fedele fin dagli esordi. Io avevo filmato un concertino di mio figlio in una chiesa e l'ho portata a Don Brione, che me la mandasse, sapevo che c'era questa nuova edizione TV. Ho conosciuto Don Brione proprio in quella combinazione lì. E lui me l'ha mandata in onda. Dice, ma chi l'ha filmato? L'ho filmato io. Ma allora potresti fermarti da noi direttamente, diventare uno nostro operatore. E da allora mi sono fermato. Il contratto. Ho cominciato a essere sul curlo, gli mettevo a posto le cassette, insomma, piano piano. Per anni ha ripreso quotidianamente la messa. Quando c'era la messa del Papa, ad esempio, allora rimanevo a casa e qui in studio dicevano: andiamo alla messa di Bruno o alla messa del Papa? Anche negli ultimi anni, se poteva, si faceva portare a Chiavari per le feste, per portare personalmente gli auguri al personale e ai volontari, e se la salute non glielo consentiva, lo faceva per telefono. Testimoniava così un affetto che è rimasto inalterato nel tempo.
Si è abbandonato nell'abbraccio del Signore Don Giovanni Boncristiano, sacerdote incardinato nella diocesi di Massa Marittima e ospite da alcuni anni nella casa del clero di Chiavari. Il prossimo marzo avrebbe compiuto 77 anni. Era nato a Milano il 12 marzo del 1942. Lascia una sorella, Maria, e le nipoti Daniela e Grazia. I funerali verranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Saranno presieduti da Monsignor Carlo Ciattini, vescovo della diocesi di Massa Marittima. Il rosario verrà invece recitato questa sera nelle camere mortuarie dell'ospedale di Lavagna. Ai parenti tutti le condoglianze da parte di tutto lo staff di Telepace. E da lunedì viene ripristinata la piena funzionalità della chiesa cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Nelle scorse settimane era stata necessaria la chiusura nei giorni feriali per consentire la posa delle impalcature nella parte centrale della basilica. Il montaggio del cantiere è terminato e pertanto da lunedì tutte le funzioni riprenderanno regolarmente all'interno della cattedrale. La pagina degli esteri adesso, ascoltate il grido della gente, lasciate entrare e distribuire gli aiuti umanitari in pace. Questo l'accorato appello dei vescovi venezuelani al governo affinché faciliti l'ingresso e la distribuzione degli aiuti alimentari, evitando qualsiasi tipo di violenza repressiva. I presuli hanno sottolineato che chiedere e ricevere aiuti è un dovere morale che riguarda tutti, date le drammatiche carenze e le urgenze subite dal popolo venezuelano. Si tratterebbe innanzitutto di assistenza di emergenza, integratori per bambini e anziani con deficit nutrizionale e forniture mediche principalmente terapeutiche. Nell'attuale crisi umanitaria, Caritas in Venezuela rinnova il suo impegno a partecipare insieme ad altre organizzazioni nel ricevere e distribuire aiuti umanitari, contribuendo con la sua esperienza e le sue capacità. I vescovi hanno infine invitato le forze armate nazionali a mettersi dalla parte del popolo a cui appartengono. E il land grabbing è una nuova forma di colonialismo documentata nero su bianco dal rapporto della Caritas italiana Terra Bruciata. Il fenomeno dell'accaparramento delle terre vede protagonisti governi stranieri, fondi di investimento e grandi aziende multinazionali che operano al di fuori o al di sopra delle leggi nazionali qualora vi siano con la convivenza di poteri governativi e nell'incertezza del diritto internazionale, a tutto danno delle popolazioni locali più povere e indifese sul piano giuridico. Facciamo il punto. In realtà dentro questa dicitura ci sono almeno 4 categorie che vanno distinte. La prima è l'acquisizione di vasti appezzamenti di terreno da parte dell'agrobusiness. La seconda è l'acquisizione di risorse fondiarie destinate alle coltivazioni per la produzione di agrocombustibili, che è cresciuta moltissimo questa seconda. La terza è sempre l'acquisizione di terre per la produzione di cibo, per far fronte a necessità di paesi dove c'è una difficoltà nell'approvvigionamento alimentare e quindi ci si rivolge all'estero e ci si accaparra queste terre per poi destinare queste produzioni di cibo ai propri cittadini, ai cittadini di altre nazioni. E la quarta è l'uso delle risorse fondiarie come investimento speculativo ad opera di grandi investitori internazionali. Ecco, la denuncia di questa pratica scorretta e sconsiderata in grande crescita è arrivata già in sede di Nazioni Unite, senza però avere adeguate risposte dalla comunità internazionale. Sì, quello che è particolarmente debole è il diritto internazionale, cioè alla fine quando vi sono delle vertenze, delle azioni giudiziarie nei tribunali locali, sostanzialmente c'è un'azione che dura tantissimo nel tempo, alla fine soprattutto le multinazionali con i loro uffici legali sono così potenti che di fatto praticamente non perdono mai. Quindi c'è un diritto locale ma anche internazionale che non tutela le comunità e le popolazioni locali che non sono capaci di far valere i propri diritti alla fine ne risultano le più danneggiate. Ecco, il dossier presenta un focus in particolare sull'America Latina con delle proposte concrete attraverso la rete ecclesiale. C'è un'azione molto forte, coordinata di tutti i paesi praticamente dell'America Latina e che hanno costituito la rete ecclesiale panamazzonica e quindi una rete ecclesiale molto attiva anche con progetti concreti per queste popolazioni, noi ne citiamo alcuni, anche dei micro progetti, ma che in qualche modo cercano poi di tutelare i più deboli.
Ammonta a 700 euro il contributo per le lavoratrici dipendenti da aziende artigiane che sono diventate mamme nel corso del 2018. Ad erogare il contributo è l'ente bilaterale dell'artigianato ligure che riunisce le associazioni del settore e le confederazioni sindacali allo scopo di rispondere alle esigenze di solidarietà e mutualità del comparto artigiano. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio presso gli sportelli sindacali italiani abilitati. La cronaca: uno straniero di 31 anni, gravato per giudizi di polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Lavagna per appropriazione indebita. A conclusione di indagini scaturite da una denuncia sporta dalla titolare di un'attività commerciale per conto artigianale per conto della quale l'uomo aveva lavorato, si è accertato che questi, dopo aver effettuato il trasporto e il montaggio di un mobile, aveva riscosso ma trattenuto per sé la somma di 1.200 euro senza consegnarla alla titolare del mobilificio. La pagina della cultura adesso: un produttore premio Oscar, uno sceneggiatore di caratura mondiale e un team internazionale di produzioni originali. Il Riviera International Film Festival ha annunciato oggi le 3 masterclass dell'edizione 2019, notizia che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria. Saranno protagonisti Miles Dale, Scott Burns e il direttore delle produzioni originali di Sky, Nils Hartmann, con Nicola Lusuardi e Stefano Bises. La rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 andrà in scena dal 7 al 12 maggio tra Sesti Levante e altre località del Tigullio. Il Riviera International Film Festival è realizzato con il sostegno del comune di Sesti Levante e con Mediterraneo Servizi. E prende il via domani a Chiavari Eventi Umani, la prima rassegna di teatro contemporanea organizzata dal Comune. In programma 4 spettacoli teatrali, una mostra e la proiezione di un'inchiesta giornalistica. Vediamo. Non solo teatro, ma diversi eventi artistici collaterali come la poesia, le immagini, i video e la musica a cura dell'Associazione Culturale Circoli Virtuosi. Tutto questo sarà Eventi Umani, la prima rassegna di teatro contemporaneo organizzata a Chiavari dall'Assessorato alla Cultura. Il teatro stesso diventa evento che modifica, muove menti, corpi, intenzioni, risveglia le coscienze di chi guarda e di chi compie in un rito che promuove l'incontro tra persone. Da questa urgenza, spiegano gli organizzatori, nasce appunto Eventi Umani. L'esigenza umana, quindi di esprimere umanità attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea e in particolar modo attraverso il linguaggio del teatro, concepito come una forma d'arte che proprio esprime valori umani, basata sulla collettività, sulle relazioni. In particolar modo è per questo che abbiamo deciso di dedicare ampio spazio al teatro contemporaneo. 6 eventi che hanno questo filo conduttore che è la ricerca dei linguaggi, per cui musica, immagini, azioni che si condensano proprio per dare un linguaggio particolare che è il linguaggio dell'arte contemporanea. 4 gli spettacoli teatrali che andranno in scena sul palco dell'Auditorium San Francesco tutti i sabati di marzo alle 21. Si inizia però con una mostra del pittore grafico e videomaker Alessandro Donini, allestita fino al 9 marzo nella Sala della Torre Civica, per proseguire con la proiezione domenica 3 marzo alle 17:30, sempre all'Auditorium San Francesco, dell'inchiesta giornalistica Milano via Padova di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Partiremo subito con l'inaugurazione della mostra, una mostra di Alessandro Donini che vedrà la partecipazione del territorio dai più grandi ai più piccini. Seguirà poi una proiezione Milano via Padova di Rezza Mastrella, quindi in auditorium, e poi partirà la rassegna teatrale vera e propria che occuperà tutti i fine settimana di marzo. E domani e domenica Genova in contemporanea con Atene e Lisbona diventerà protagonista di Ingress, il gioco di realtà aumentata sviluppato da Niantic. Campo di gioco reale sarà il centro storico con le 2 fazioni, Resistenza e Illuminati, che telefonino alla mano si contenderanno la conquista virtuale di una ventina di luoghi e monumenti genovesi, dalle chiese ai musei, dai palazzi dei Rolli agli angoli cittadini più insoliti e suggestivi. Entrambi i giorni saranno contraddistinti da momenti specifici. Sabato, giorno di Anomaly, le 2 squadre si sfideranno per 3 ore in un'area definita. Domenica Mission Day, i contendenti si ricongiungeranno e giocheranno visitando la città, soffermandosi sui punti di interesse più caratteristici. Organizzato dal Comitato Italiano eSport, l'evento, presentato oggi a Genova, sarà una vetrina prestigiosa per la città e consentirà a centinaia di giocatori provenienti da tutto il mondo di scoprirne le eccellenze.
E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti per sabato 23 febbraio. Dalle 9 alle 13 nella Chiesa Evangelica Battista di Chiavari si terrà una giornata di studio sull'ebraismo. Interverrà Giampaolo Anderlini, redattore della rivista Quoll del Dialogo Ebraico Cristiano. Alla Società Economica di Via Ravaschieri a Chiavari si terrà l'incontro Essere Donna, Nascere Mamma, organizzato da Alisa, in collaborazione con l'ASL 4 Chiavarese, l'inizio alle 9. Il centro e il mercato del riuso di Sestri Levante compie 2 anni. Dalle 9 alle 17 nello spazio dell'ex mattatoio in via Salvi si terrà un'apertura straordinaria con esposizione di oggetti, laboratorio e giochi per bimbi in compagnia del Mago Joe e per finire merenda e pentolaccia. Mercatino dei sapori e delle tradizioni a Chiavari dalle 10 alle 20 in via Rivarola saranno presenti banchetti con prodotti d'eccellenza dell'enogastronomia italiana. Prima giornata della gara di scherma organizzata dal Club Scherma Rapallo nella palestra dell'Istituto Liceti in Piazza Bontà. Saranno presenti atleti da tutta Italia. Le gare iniziano sabato dalle 10 e proseguono domenica. In Piazza Mazzini, dinanzi alla Banca Sella a Chiavari, dalle 10 alle 19 saranno presenti gli associati di FIAB Tigullio per presentare le loro attività ed illustrare i temi della mobilità ciclabile. A Palazzo Ravaschieri di Chiavari è visitabile la mostra Paesaggi di mare. L'arte interpreta la riviera, realizzata nel contesto del progetto A Scuola col Museo. L'orario di visita dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Nello specchio acque antistanti via Venaggi a Rapallo si terrà la 27esima edizione del cimento invernale rosso-blu. Ardimentosi di tutte le età si tufferanno nelle acque del mare, seguirà un piccolo rinfresco. Al Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure dalle 15:30 verrà inaugurata l'esposizione permanente Vita di mare nella storia della città. Seguirà un incontro con Nadia Scanziani. I corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo propongono un incontro con Antonio Farina che parlerà su Ingrid Bergman e il settimo sigillo. L'appuntamento a Villa Quairolo alle 16. Nella sede Avis di via Martiri del Turchino a Santa Margherita Ligure dalle 17 si svolgerà l'assemblea straordinaria dei soci. Seguirà la premiazione dei donatori. Nell'ambito della rassegna Uomini e Navi alle 17 nella sede della Lega Navale al Porto Turistico di Chiavari, Barbara Bernabò parlerà su l'ammiraglio Felice Napoleone Canevaro. Alle 17 alla sala Ghio Schiffini della Società Economica Chiavarese si terrà un incontro dedicato allo Yemen, popolazione e patrimonio storico in una guerra dimenticata. Interverrà Paolo Bensi del Dipartimento Architettura e Design dell'Università di Genova. Appassionati al bene comune della città è il titolo dell'incontro di presentazione dei tavoli di lavoro che sarà guidato da Don Paolo Zanandres dalle 19 all'Auditorium Santa Margherita di Santa Margherita Ligure. Ed infine alle 21 nel teatrino della parrocchia di Maria Madre della Chiesa Lavagna la compagnia Oddos presenta lo spettacolo Break. Fino a dove vi spingereste a proteggere i vostri segreti? È stato approvato a maggioranza il bilancio del Comune di Rapallo, la seduta si è conclusa poco prima delle 20, è stata confermata la chiusura estiva dei cantieri in città e la riapertura a settembre. Sabato notte o lunedì intanto arriveranno le travi per la copertura del torrente San Francesco. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera su Telepace 1, canale 15, 21:10, la puntata di Noi Chiesa, la rubrica dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Vediamo in anteprima i titoli. Vengo tra voi per condividere la comune fede e la gioia del Vangelo. Il saluto di Monsignor Tanasini alle comunità che incontrerà nella seconda visita pastorale. Il percorso è iniziato a Rivarola. Piccole comunità tenaci e creative. Siamo stati a Santa Giulia di Lavagna, una parrocchia vivace che vive nella speranza e custodisce come un tesoro l'asilo parrocchiale. Prosegue l'allestimento dei ponteggi per avviare il primo lotto del restauro conservativo della cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Occorre il sostegno di tutti per poter completare l'opera. Dibattito a più voci a Lavagna sull'invito del Papa a mettersi in politica, con la P maiuscola. I giovani sono chiamati ad aprirsi agli altri, a conoscere i meccanismi della democrazia locale. Una giornata di studio per conoscere meglio l'ebraismo. Si terrà sabato a Chiavari per iniziativa delle chiese cristiane del Tigullio, in programma anche la visita alla sinagoga di Genova. Dal Libano alla Terra Santa fino al Sudafrica sono state selezionate le mete dei pellegrinaggi diocesani per il 2019, per ogni viaggio al centro l'incontro con le comunità locali.
È tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. L'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.